Nuove indagini per i vertici dell'ex Girgenti Acque nel mirino della magistratura, 5 episodi di bancarotta fraudolenta. Corruzione, questa è l'ipotesi di reato contestata al dirigente del comune di Agrigento ai servizi sociali. Regionali PD e Movimento 5 Stelle insieme per le primarie di coalizione. Rigassificatore di Porto Empedocle, richiesta la cittadinanza onoraria per il soprintendente che si è opposto all'impianto. Omnia Congress organizza l'8ª edizione del congresso Acra Grantino, una 2 giorni all'Hotel della Valle su salute e storia. L'attore Sergio Castellitto stamani in conferenza stampa per presentare il suo Zorro, ultimo appuntamento della stagione del Teatro Pirandello di Agrigento, sipario stasera alle 21 e domani alle 17:30. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Una nuova inchiesta coinvolge i vertici di Girgenti Acque, società che gestiva il servizio idrico in quasi tutta la provincia di Agrigento fino all'arrivo dei commissari prefettizi, non essendo emersi elementi probatori tali da consentire e giustificare la conclusione delle indagini preliminari e notificare agli indagati il relativo avviso di conclusione. La procura di Agrigento, tramite il sostituto Federica Lacchioma, ha chiesto al Tribunale la proroga di altri 6 mesi per 5 episodi di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva a carico di 9 tra dirigenti, funzionari, consulenti e tecnici dell'ex Girgenti Acque. Sono Marco Campione, Pietro Arnone, Calogero Patti, Piero Angelo Cutaia, Gian Domenico Ponzo, Franco Barrovecchio, Calogero Sala, Igino Della Volpe e Giancarlo Rosato. I contorni della nuova vicenda pare possa incrociarsi con la maxi inchiesta Waterloo sul cosiddetto sistema attuato dall'imprenditore Marco Campione. Sono diversi gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Palermo e notificati non solo a indagati agrigentino e a carabinieri della compagnia di Partinico che martedì scorso hanno acquisito documenti e supporti informatici al comune di Agrigento nell'ufficio del dirigente del distretto socio-sanitario di Uno, di cui Agrigento è capofila. Trapela senza conferme ufficiali che l'ipotesi di reato per la quale si procede è corruzione e che l'inchiesta è stata avviata a seguito della denuncia di un'impresa che si ritiene danneggiata nell'ambito dell'espletamento di una gara d'appalto. Nel frattempo il sindaco Franco Miccichè ha ruotato gli incarichi dirigenziali. Antonio Insalaco, affari generali e affari legali, e a interim servizi alla persona. Gaetano Di Giovanni, patrimoni e tributi. Giovanni Mantione, servizi finanziari, e a interim polizia locale. Gaetano Greco, territori e sanità. Alberto Avenia, lavori pubblici. Regionali, il PD accelera per le primarie di coalizione. Il segretario regionale Dem Anthony Barbagallo rilancia la consultazione mista Movimento 5 Stelle e Sinistra. Vediamo. Il Partito Democratico sulle primarie? No, le primarie sono la nostra casa e quindi oggi sono convinto che il partito darà una svolta chiara da questo punto di vista. Il segretario ha parlato di prospettive incoraggianti non soltanto a proposito delle primarie ma soprattutto nel rapporto con il Movimento 5 Stelle. Ancora una volta la Sicilia è il laboratorio politico, sperimentiamo qui meglio che altrove formule politiche nuove. Qua per primo abbiamo lanciato l'accordo con il Movimento 5 Stelle e ora per primo rispetto alle altre parti del Paese lanciamo questa formula di scelta democratica, chiamiamolo le primarie, consultazione popolare, ma certamente daremo voce ai cittadini, agli elettori siciliani e non decideremo il Presidente della Regione nel chiuso di una stanza. L'altro ieri Fonti e Nazareno hanno detto che la decisione arriverà dopo le elezioni comunali, invece la vostra bozza prevede il deposito delle candidature entro il 10 giugno. No, già nelle ultime settimane ci si è resi conto che serve più tempo rispetto al termine del 10 giugno. La cosa importante per il PD non è tanto il termine di presentazione delle candidature o la data in cui si celebreranno le primarie. Per il Partito Democratico è importante che ci sia un termine congruo per fare la campagna elettorale per le primarie, quindi noi non derogeremo in ogni caso al termine che è quello delle liste elettorali, quindi il termine di legge, quindi almeno
dal 30° al 25° giorno per la presentazione delle candidature, con 25 giorni liberi per fare la campagna elettorale, queste devono essere Quindi previste. slitta la presentazione delle candidature e slitta anche il voto eventualmente. Allora, parleremo di un termine vero di presentazione delle candidature nel momento in cui il regolamento delle primarie verrà approvato. Approvato il regolamento parleremo di un termine. È chiaro che senza l'approvazione del regolamento non ci può essere né un termine né una data certa per le primarie. Dal momento in cui approveremo il regolamento, il tavolo politico approverà il regolamento, scatterà il countdown per presentazione candidature e data certa delle primarie. Ma l'ipotesi delle primarie resta sempre quella in forma mista, online e gazebo? Nel tavolo politico e nelle successive riunioni abbiamo istruito questa formula che prevede la registrazione online con la scannerizzazione del documento di riconoscimento, l'indicazione del numero di telefono, la mail, e a quel punto il sistema ti fornirà o la possibilità, l'indicazione per votare online, oppure su scelta dell'elettore l'indicazione di votare in presenza nel seggio più vicino ai gazebo. Una trentina di gazebo si è detto. Ma può essere questo un punto di caduta, noi siamo laici, certamente se consideriamo le 30 città più popolose della regione siciliana, mettendo dentro ovviamente i capoluoghi di provincia, quindi 30, 31, 32 città che superano sostanzialmente i 30.000 abitanti, già superiamo abbondantemente la metà della popolazione siciliana, quindi certamente dare a più della metà dei siciliani la possibilità di votare nei gazebo in presenza nel proprio comune, già sostanzialmente è un grande passo in avanti. Teniamo conto che probabilmente le primarie si faranno metà luglio, possono slittare ancora di qualche giorno, fine luglio, quindi sono giornate calde col clima torrido, quindi certamente dico, non lo so poi quanti concretamente si vorranno avvalere della possibilità del seggio in presenza e non con l'online, perché rischiamo online, infatti, oggi, no, soprattutto io credo che anche dai ragionamenti fatti col segretario nazionale dobbiamo anche avere la consapevolezza di adeguarci ai tempi, fare delle scelte che siano allineate nel tempo in cui viviamo. Infatti anche il voto online è peraltro compatibile non soltanto con lo statuto ma anche con le scelte che ha fatto il partito. A Roma per le elezioni primarie abbiamo dato questa possibilità anche di voto fra le altre, ovviamente con un tempo congruo prima per registrarsi e non fino all'ultimo secondo. Io ho 2 casi in famiglia, mio padre che a tutti i costi vorrà andare a votare al seggio al mattino, ma mia figlia che mi ha detto: papà, se votano i sedicenni io voterò online, preferisco andare al mare e votare mentre sono in spiaggia comodamente. Penso che è assurdo che ancora non abbiamo sentito da parte del candidato sindaco del centrodestra, magari lo sentiremo stamattina visto che è qua di rimbettaio nell'altra sala, loro, no? un rifiuto netto sui voti che vengono dalla mafia, da certi ambienti, da certe commissioni. Ecco, ci piacerebbe sentire che loro questi voti non li vogliono, invece ancora oggi, siamo ormai a qualche giorno dal voto, continua a esserci troppa incertezza e troppi tentennamenti. C'è qualcuno che vuole riportare le lancette dell'orologio a Palermo a 40 anni fa. Giunge alla sua 8ª edizione il congresso acagrantino sulla gastroenterologia pediatrica, che quest'anno si rivolge anche alla storia, 1-2 giorni all'Hotel della Valle di Agrigento, con specialisti da ogni parte d'Italia che hanno abbinato la loro relazione a un argomento relativo alla storia della città della Valle dei Templi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via il convegno acagrantino di gastroenterologia pediatrica, giunto alla sua 8ª edizione, che vede appunto ad Agrigento arrivare specialisti che giungono da ogni parte d'Italia, i quali insieme alle relazioni scientifiche proporranno la ricostruzione degli episodi della lunga storia di Agrigento risalente al 2600 anni fa. I lavori del convegno vedono nei responsabili scientifici i medici Gaetano Alletto e Giuseppe Iacono. Anche quest'anno, come afferma il dottore Iacono, abbiamo deciso di proporre qualcosa di singolare e quasi unico. Proporremo ai relatori del congresso
di abbinare il tema della propria relazione a un argomento relativo alla storia di Agrigento, la cui fondazione risale appunto a 2600 anni fa. I relatori che si succederanno ci illumineranno anche sull'evoluzione della civiltà agrigentina e ogni relazione scientifica sarà abbinata a un pezzo di storia della città dei templi. Il congresso ovviamente si pone anche come obiettivo l'arricchimento dei partecipanti. Per me è un giorno importante, anche sono emozionato per partecipare a questo convegno perché io da medico e con i colleghi pediatri ho sempre lavorato in simbiosi, peraltro ho rivisto, scusatemi, il dottore Iacono che ha curato mio figlio e anche il dottore Filippone, Carmelo, scusate, che anche lui è stato poi il secondo pediatra dei miei figli, quindi per me è stata una grande emozione. Sono anche contento per gli argomenti che oggi verranno trattati, perché non si parlerà soltanto di medicina, ma si ricorderanno anche 2600 anni di storia di Agrigento, perché ogni relatore collegherà il suo argomento sanitario con un argomento culturale. Questo è importante, finalmente la cultura va sempre più avanti, cultura intesa anche come bellezza, come storia, come arte, e penso che un momento come questo, Agrigento candidata a capitale italiana della cultura 2025, forse è un momento importantissimo. Questo è stato sempre il nostro obiettivo e spero che anche quest'anno riusciremo a soddisfare questa nostra idea. Gli altri anni, come lei sa, noi abbiamo abbinato argomenti vari, una volta la matematica, una volta qualche opera di scrittori agrigentini, altre volte opere archeologiche agrigentine. Quest'anno penso che ci stiamo superando, soprattutto pensando al fatto che sono i 2600 anni dalla nascita di Agrigento. Mi correva l'obbligo di rifarlo a distanza di 2 anni, quindi stiamo ritardando i 2 anni, visti i 2 anni di lockdown che ci hanno tenuto completamente chiusi a casa, quindi lo facciamo esattamente 2 anni dopo. Penso che gli argomenti scientifici siano degli argomenti molto interessanti, soprattutto per i pediatri di base, pediatri che frequentano la nostra, il nostro congresso. Tra l'altro la maggior parte dei relatori, direi quasi tutti i relatori, sono di livello veramente internazionale, per cui veramente siamo contenti di avere qua con noi i nostri cari relatori, che quasi sempre sono gli stessi di ogni anno che si sono presentati. Per cui spero che veramente vada in porto e veramente riesca a soddisfare le nostre esigenze. Dal punto di vista dell'oggetto della pediatria, cos'è che si è perso in questi 2 anni? Quello che si è perso riguarda il contatto che eravamo abituati a mantenere tra noi medici, pediatri e vari colleghi del nord e del centro Italia, certe volte anche esteri, perché come lei sa qualche anno ho pure invitato colleghi americani a venire, colleghi spagnoli. Quest'anno non abbiamo colleghi stranieri, abbiamo veramente il fiore degli specialisti, degli scienziati pediatrici, gastroenterologici qua in Italia. Ecco, qual è la situazione nel settore qui nel nostro territorio? Nel nostro la situazione tutto sommato è discreta, insomma. Noi abbiamo una cultura gastroenterologica pediatrica molto radicata, quindi abbiamo una cultura di base dei nostri pediatri gastroenterologica e una formazione di base veramente molto importante, per cui diciamo che questi congressi servono soprattutto a limare un po' le nostre conoscenze, e visto che questi 2 anni di lockdown che ci sono stati cercano di colmare quello che è stato il vuoto di sapere e di conoscenza di questi 2 ultimi. I punti che approfondirete maggiormente quali saranno? I punti sono sempre relativi all'apparato digerente, quindi si parlerà di allergie alimentari, si parlerà di microbiota intestinale, che è questa popolazione batterica che in pratica popola il nostro intestino. Lei pensi che il microbiota da solo pesa grosso modo quanto pesa il fegato, quindi 1 chilo, anche 1,5 chili,
ci saranno delle relazioni sui dolori addominali ricorrenti, sulla celiachia, sull'intolleranza alimentare. Diciamo che varia e si evolve così a 360 gradi e spero che anche la risposta dell'uditorio con le domande, con le interviste eccetera possa essere pure costruttiva e fattiva. Ecco, il Covid ha lasciato degli strascichi nel settore infantile? Ha lasciato gli strascici perché come negli adulti esiste il long Covid. Long Covid è una di quelle condizioni di infiammazione cronica che come colpisce gli adulti colpisce anche i bambini, di affaticamento, addirittura di recupero tardivo del sapore, dell'odore, dolori vari, insomma certe volte anche delle forme di insufficienza respiratoria, per cui parti del polmone che sono state colpite dalla broncopolmonite o dalla polmonite da Covid, poi esitano in una fibrosi, quindi distruggono il polmone, cioè non lo fanno più lavorare, per cui la capacità respiratoria non è più il 100% ma si riduce o all'80 o al 70%, e tra l'altro per un bambino che ha una riduzione di questo livello è importante, che è una creatura che deve crescere, ha bisogno di funzionare al 100% tutto il suo organismo. Riprendiamo dopo 2 anni di pausa, 2 anni che sono pesati a tutti i livelli, ne piangiamo le conseguenze, il Covid lascia ancora segni. Questo potrebbe essere il risveglio, lo abbiamo interpretato in questa maniera, sperando che sia l'inizio di una lunga, di un lungo percorso, che non si fermi, che non ci siano altre cause naturali che possano bloccare. L'argomento è quello che avevamo scelto 2 anni fa, in occasione del compleanno, tra virgolette, della nostra benamata città Agrigento. 2 anni fa Agrigento compiva 2600 anni e noi abbiamo voluto, unirci ai festeggiamenti che erano in programma in quella data, cioè nel 2020, celebrando il nostro compegno, quello che noi chiamiamo il compegno della cultura, non un compegno, siamo medici, sì, parliamo di medicina, ma noi esaltiamo la cultura storica, cultura scientifica, cultura matematica, cultura etica, perché abbiamo altri anni, abbiamo seguito il filone che da sempre è il filo conduttore dei nostri argomenti, cioè è come se ci fossero sempre 2 compegni paralleli, uno prettamente medico, che è un po' il motivo che ci riunisce, l'altro è l'esaltazione della cultura. Quest'anno abbiamo scelto come argomento conduttore del secondo, tra virgolette, convegno Agrigento la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura. E ci è sembrato giusto onorarla e festeggiarla. Anche il sindaco vi ha dato un incipit proprio con la candidatura di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sì, questa è una notizia sicuramente che ci fa piacere, considerando che da diversi anni si va dietro a questa candidatura e per motivi vari non è mai stata accolta. Io ritengo che Agrigento trasudi di cultura, trasudi di storia, trasudi di siti archeologici, per cui ha tutte le carte in regola per essere, non solo candidata, ma eletta a città della cultura. Ecco, come pediatra di famiglia, come avete vissuto voi questa pandemia e in particolare che tipo di risvolti verso appunto i bambini? Ci sarebbe da aprire un capitolo, di parlare per ore e ore di questa situazione, perché ha sconvolto quello che è stato un po' il rapporto che si era creato in tanti anni di medicina con i genitori, con i nostri pazienti. Ovviamente anche noi ci siamo trovati in difficoltà nell'affrontare questa bestia, tra virgolette, non dico sconosciuta, però che è andata al di là di quelle che erano le previsioni, perché tutti eravamo convinti che nel giro di 1 anno ce ne saremmo usciti, invece non è stato così. Questo ha condizionato il nostro lavoro, l'approccio negli studi, ma la cosa più importante che non bisogna dimenticare è l'evoluzione psichica dei piccoli soggetti che, abituati a socializzare, a crescere assieme, a festeggiare i loro compleanni, si sono ritrovati a un certo punto ad essere prigionieri delle proprie case, finendo di fare quella che noi promuoviamo, l'attività motoria, che è una cosa importantissima nello sviluppo psicomotore del bambino, ma chiusi con TV e
congegni tecnologici che probabilmente vanno al di là della stessa, come dire, sopportazione di un piccolo essere in via di sviluppo. Lascerà degli strascichi secondo lei questa cosa? Ma io mi auguro di no, però chissà se ci saranno delle crisi depressive nel futuro, chissà se ci saranno dei disturbi comportamentali. Certo è che in questi 2 anni i bambini non sono cresciuti come crescevano prima, in questi 2 anni i bambini hanno cambiato radicalmente le loro abitudini e molto anche lì hanno dovuto cambiare l'abitudine dei genitori perché quasi impreparati nel gestire questa situazione che nessuno si aspettava evolvesse in questa maniera. Ecco, guardiamo al futuro, oggi sono tanti gli argomenti di cui prestigiosi colleghi qui ad Agrigento si stanno occupando, ecco, in particolare quali saranno le linee guida che seguirete in questo approfondimento medico? Le linee guida sono quelle che fondamentalmente ci indirizzano in quella che è la nostra professione, cioè sono quelle ineluttabili, sono quelle a cui ci si può aggrappare e ci si deve, come dire, ancorare e riferire quando si è di fronte a dei problemi. Seguire le linee guida è seguire la via maestra, cioè nel senso cercando, tra virgolette, di essere sicuri di non sbagliare, anche se l'errore purtroppo ci può stare, però più applichi le linee guida, meno possibilità di errore hai. È uno dei motivi per cui noi facciamo questi convegni, uno dei motivi per cui noi ci aggiorniamo. È importantissimo prima di tutto rincontrarsi perché dopo 2 anni di assenza e questi webinar fatti col computer è stato molto importante rivedere i colleghi. Oggi si parla dei temi più importanti della gastroenterologia pediatrica e io spiegherò l'importanza dell'utilizzo dei probiotici quando si utilizza la diarrea, si utilizzano gli antibiotici per prevenire la diarrea, che è una complicanza molto frequente quando usiamo questi farmaci. È un problema serio questo, specialmente per i più piccoli, no? Sì, è un problema serio perché oggi usiamo troppi antibiotici, magari se usassimo i probiotici in modo appropriato potremmo anche ridurre il consumo di questi farmaci. Ecco, in merito al Covid, come si esce da questo tunnel dopo 2 anni di pausa e che tipi di risvolti lei ha potuto riscontrare anche verso i più piccoli? Ma sicuramente sappiamo che i più piccoli hanno problemi meno gravi, se ne esce con le vaccinazioni, se ne esce difendendo, se ne esce soprattutto col rispetto un pochino delle norme che sono poste proprio a salvaguardia dell'interesse di tutti noi. La caratteristica di questo convegno è che si abbina a un momento, diciamo, di cultura, si sceglie oggi la cultura, in questo senso qual è il suo apporto? Sì, io sono molto contento che il dottor Iacono approfitta di questi incontri per fare cultura, ha affidato a ognuno di noi il compito di descrivere ad esempio un tempio e per me è molto bello perché ci fa ritornare un po' ai tempi della scuola, quindi non solo medicina. Ma sì, è atipico per chi non lo conosce, per noi in realtà che grazie al carissimo amico Giuseppe Iacono siamo all'8ª edizione, dopo questa terribile sospensione data alla pandemia, per noi è un convegno bellissimo, bellissimo perché riusciamo a coniugare tra il serio e il faceto la cultura agrigentina fondamentalmente di vario genere con la cultura medica e scientifica. Ecco, il suo tipo di apporto al convegno, quali saranno le tematiche che lei approfondirà e relazionerà in merito? Io dovrò parlare brevemente naturalmente del pensiero filosofico di Empedocle e successivamente quello che è l'approccio moderno, ragionato al dolore addominale ricorrente nel bambino. Ecco, si parlerà anche di Covid, post-Covid, la sua esperienza anche che lei ha vissuto in un territorio insomma un po' particolare, ricordiamo tutti quei momenti indimenticabili. Territorio bastonato sicuramente, noi fortunatamente dal punto di vista pediatrico non abbiamo avuto esperienze così pesanti e quindi per noi nell'ambito infantile e soprattutto in ambito gastroenterologico Covid e post-Covid rimangono fortunatamente un argomento minore. Direi che questo si esce da questa pandemia finalmente? Ma io mi auguro di sì. Vorrei ricordare quello che una prestigiosa rivista che era il British Medical Journal alcuni mesi fa pubblicò su un editoriale il cui titolo era secondo me molto evocativo: la fine della pandemia non andrà in televisione. Quindi fondamentalmente non sarà la notizia scioccante o
o esplosiva, ma sarà qualcosa che finirà perché a un certo punto tutti decidiamo che è ora di ricominciare a vivere. Si va verso l'immunità di gregge, come diceva Johnson? Ma sì, io credo di sì, a dispetto di misure restrittive ci si va perché le ultime varianti, come si è dimostrato, sostanzialmente ai vaccini hanno risposto poco, ma sono varianti molto meno aggressive, anche se più diffusive. Stop al rigassificatore di Porto Empedocle. Alessio Lattuca, presidente del Movimento per la Sostenibilità e Difesa del Territorio, nel salotto del nostro direttore Arturo Cantella per uno speciale in programma alle 21 e poi domani domenica alle 11 alle 15:15 circa. Vediamone uno stralcio. Tra gli speciali organizzati dalla nostra emittente che trasmette sull'LCN 92 in streaming sul sito televideoagrigento.tv si è parlato del rigassificatore a Porto Empedocle. Dopo anni in cui sembrava ormai tramontata la sua costruzione nell'area empedoclina, oggi a causa della guerra e delle restrizioni alla Russia, principale fornitore mondiale di gas, la possibilità di rifarlo torna in vita. Ne abbiamo parlato con Alessio Lattuca, presidente del Movimento per la Sostenibilità Ambientale di Agrigento. Non alla popolazione che da sempre è, come dire, ha sempre cercato di contrastare questo disgraziato, terribile mostro. Perché lei saprà che le questioni che hanno a che fare con gli impianti pericolosi e nocivi si avvalgono sempre di facilitatori. È possibile che i facilitatori che in qualche modo erano presenti nel territorio siciliano in generale e in particolare Porto Empedocle, perché allora c'erano le condizioni politiche perché questo accadesse. Come nasce? La regione siciliana nomina un commissario a Porto Empedocle, tale Matina, il quale insediatosi, piuttosto che seguire le procedure previste per legge, quando lei parla di stringenti norme, sono quelle le norme stringenti. La direttiva Seveso prevede che il capo della conferenza di servizi che bisogna attivare informi, consulti la popolazione. Non informi, consulti la popolazione, significa che deve indire una consultazione in tempi previsti prima che il progetto venga presentato e le popolazioni, così come la legge prevede, recepita dall'Italia, la legge 152, prevede che la consultazione possa esprimere la loro disponibilità o indisponibilità ad accogliere un mostro di questo tipo. Premessa un'altra questione. Il Matina avrebbe dovuto accertarsi che c'era stata fatta la VAS, cioè la valutazione ambientale, e non la valutazione di impatto ambientale, perché dove insistono altre strutture industriali e dove c'è la popolazione residente non è possibile fare la via. La via la si fa quando quell'impianto viene collocato distante dai luoghi antropizzati, dice la legge. Punto primo, quindi nessuna consultazione, nessuna valutazione seria. I luoghi dove dovrebbero sorgere, non è vero che sia il porto, è lato, diciamo, ad est del porto, quindi in zona caos, quindi a ridosso. Dove si è fatto il riempimento, credo. Perfettamente, già il riempimento aveva creato non pochi problemi, certo. Il riempimento ha creato tutti quei disastri che oggi vediamo quando ci sono gli smottamenti in tutta la zona caos, con guai, probabilmente perderemo anche l'unica strada importante, la 640, perché prima o poi, purtroppo, io spero di no, ma potrebbe anche accadere. Perché l'erosione costiera... L'erosione costiera è stata determinata da una malintesa idea di sviluppo che ha previsto un riempimento in una zona delicatissima come quella, che non era neanche necessario. L'ecosistema, chiaramente. No, tant'è che è rimasta abbandonata al suo triste destino senza aver svolto nessuna funzione. PNRR, stanziati dallo Stato 450.000 euro per finanziare concorsi di progettazione in provincia di Agrigento. L'Ordine degli Architetti pronta ad aiutare i comuni nella redazione dei bandi che dovranno essere pubblicati entro il prossimo 18 agosto. Vediamo. Presidente Lamella, l'Ordine degli Architetti organizza una giornata di studi per fare il punto sui nuovi scenari dopo la pandemia e la guerra, ma anche per accendere i riflettori sulle opportunità del PNRR.
Sì, con il convegno, fruendo del contributo di relatori di chiara fama, da un lato accenderemo i riflettori sui nuovi scenari economici determinati dalla drammatica guerra in Ucraina piuttosto che dalla pandemia da Covid, e dall'altro avvieremo una campagna informativa affinché gli enti beneficiari possano fruire delle risorse ad essi stanziate dallo Stato con il DPCM del 17 dicembre del 2021 per poter accedere ai fondi del PNRR attraverso i concorsi di progettazione che devono essere banditi dagli enti beneficiari entro il 18 di agosto. Qui in provincia di Agrigento possono accedere a questi fondi il libero consorzio comunale e tutti i comuni che con meno di 30.000 abitanti per un importo complessivo di 1.600.000 euro, quale montepremi per i concorsi di progettazione che possono generare lavori e quindi opere pubbliche sul territorio provinciale per un importo complessivo di ben 60 milioni di euro. Quindi, come capite, è una grande opportunità che non possiamo perdere. Allora, in questo contesto l'Ordine degli Architetti sta offrendo il proprio supporto tecnico-logistico per far sì che gli enti beneficiari possano riuscire a bandire i concorsi entro la data fissata, come dicevo, del 18 agosto, utilizzando a titolo gratuito la piattaforma informatica del Consiglio Nazionale degli Architetti, dove i concorsi viaggiano veramente veloci con ampia garanzia di anonimato. Devo dire che già hanno chiesto la nostra collaborazione il Libero Consorzio, i comuni di Montevago, Menti, Grotterra, Calmuto, e questa collaborazione sarà ufficializzata nel corso del convegno con la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa. Ora è chiaro che il nostro obiettivo il nostro auspicio più che altro è che tutti i comuni beneficiari della provincia di Agrigento possano bandire i concorsi entro la data del 18 agosto, evitando di sprecare risorse che una volta tanto lo Stato ci ha assegnato. Un interessante convegno il prossimo 3 giugno sulle risorse del PNRR, bisogna spenderle qualitativamente, ecco quali sarà la strategia e cosa mettete a disposizione brevemente l'Ordine degli Architetti? Allora, l'Ordine degli Architetti mette a disposizione questa piattaforma per dare una mano d'aiuto non indifferente a questi piccoli comuni, che dà lo spunto per poter attingere a questi fondi e dare una boccata d'ossigeno a queste comunità. Ovviamente c'è la presenza di queste personalità all'interno del convegno, come Lorenzo Bellicini, che è il direttore del Cresme, come Gianluca Peluffo, che è un archistar, darà, e con la conclusione poi di Cancelleri, che è stato l'autore di questo DPCM, ci darà uno spunto per portare avanti e dare una collaborazione da parte di tutto l'Ordine degli Architetti allo sviluppo di questi bandi. Si è svolto ieri nell'aula magna Luca Crescente del Consorzio Universitario di Agrigento il convegno Dante e la trasparenza. Obiettivo dell'evento: coinvolgere la cittadinanza, in particolare gli studenti, su tematiche culturali e sociali. Arturo Cantella. Un'interessante iniziativa si è svolta al Consorzio Universitario di Agrigento, organizzata dall'Associazione Dante Alighieri. Il tema in questione è quello di Dante e la trasparenza nell'ambito delle giornate della Dante, anno 2022 internazionale del vetro, con qualificati relatori presenti che hanno relazionato in materia. Tra i tanti il presidente dell'Equa Nenè Mangiacavallo sulla trasparenza in sanità, Enzo Alessi regista su Dante e la trasparenza, avvocato Antonio Gazziano, Giustizia Mosse, l'ingegnere Achille Furioso. Un'iniziativa fortemente voluta dalla presidente della società Dante Alighieri di Agrigento, professoressa Enza Ierna.
Diciamo che oggi noi trattiamo della trasparenza perché quest'anno, il 2022, è stato dichiarato l'anno internazionale del vetro, quindi del vetro, delle sue caratteristiche, abbiamo voluto cogliere un aspetto, la trasparenza, perché siamo convinti che attraverso la trasparenza in tutti i settori della nostra vita ci può essere un mondo migliore. Trasparenza quindi che sarà vista sotto l'aspetto sanitario, sotto l'aspetto giuridico e anche sotto l'aspetto ingegneristico, architettonico, oltre sotto l'aspetto anche diciamo artistico, poetico. Noi l'abbiamo fatto coincidere con la giornata della Dante perché siamo convinti che è una tematica che può essere trasversale a vari ambiti, a varie discipline, è un modo per far vedere la poliedricità anche delle nostre risorse umane e anche culturali che abbiamo. Difatti uno dei nostri obiettivi è la valorizzazione del nostro territorio, dei nostri talenti, e Agrigento ne ha tantissimi. Si discute nell'ambito della società Dante Alighieri, che promuove una serie di iniziative lodevolissime. Oggi si parla di trasparenza, infatti il titolo è Dante che promuove e il tema è quello della trasparenza, che sarà affrontato sotto aspetti diversi, sotto l'aspetto legislativo, giuridico e legale, sotto l'aspetto classico, sotto l'aspetto architettonico, e io parlerò della trasparenza in un settore molto delicato come quello della sanità. Certo, si tratta di un argomento particolarmente delicato in un periodo in cui la trasparenza assume un significato, se non politico, sicuramente istituzionale. Trasparenza significa tutelare i diritti dei cittadini, trasparenza significa agevolare forme di controllo, forme di partecipazione sia dell'attività delle istituzioni sia della gestione delle risorse pubbliche, per cui credo che oggi il tema sarà trattato sotto vari aspetti, da varie visuali, e sicuramente arricchirà i presenti di nuove informazioni, di nuove nozioni, e richiamerà anche ad un maggiore senso civico, ad una maggiore partecipazione, ad una ricerca sempre maggiore di trasparenza, concetto che è strettamente legato a quello dell'anticorruzione. Ed essendo il fenomeno della corruzione un fenomeno essenzialmente culturale, che è legato a pratiche, ad usi e a consuetudini, bisognerà lavorare non solo sul fronte delle informazioni, ma anche e principalmente sul fronte della formazione delle nuove generazioni, cioè abituarle a queste forme di partecipazione e di controllo, ad un nuovo approccio con la partecipazione all'attività delle istituzioni pubbliche e private, quindi ad una partecipazione diretta alla crescita dello Stato e al rispetto della legalità. La tematica della trasparenza trova terreno fertile nell'arte sacra e accostata soprattutto alle gemme preziose e ai cristalli. In questo caso presenteremo il cristallo di rocca che custodisce un pezzettino, un frammento del corpo di San Gerlando, e quindi quanto di meglio, quanto di più raffinato e simbolico il cristallo di rocca ad accogliere un frammentino del corpo del santo protettore di Agrigento. Oggi lo presenteremo a tutti, ma soprattutto presenteremo delle curiosità, ovvero legate alla sua storia. Un piccolo cristallo che nasce come flacone in cristallo utilizzato come flaconcino per unguenti e poi trasformato nel Cinquecento come reliquiario del corpo di San Gerlando. E vabbè, la trasparenza diventa l'essenza del vivere civile e amministrativo, sia negli enti pubblici che nei rapporti sociali. Dante ne fa un suo cavallo di battaglia nel terzo canto dell'Inverno, se non ricordo male, quando scrive sulla porta dell'Inverno i motivi per cui vi è l'esistenza dell'inverno stesso, informando quindi con trasparenza tutti coloro i quali si appropinquano ad entrare di lasciare ogni speranza. O voi chi entrate? Darò il mio contributo, non so come sarà. Mi sono aiutato con i canti di Dante che parlano di trasparenza e contro tutto ciò che si cerca di nascondere, e quindi diventa anche in politica corruzione. Ieri
come oggi. Questo è il mio intervento. Come diocesi abbiamo patrocinato l'iniziativa, io porterò il saluto, il Museo Diocesano con la dottoressa Brancato porteranno l'esperienza di uno dei beni più preziosi che abbiamo al Museo Diocesano, che è il reliquiario del Dito di San Gerlanto, un vaso particolare che sarà presentato durante questa serata. È bello poter condividere con la città il tesoro che appartiene a questa città, portarlo alla conoscenza e nello stesso tempo mettere in evidenza quelle particolarità che la nostra città custodisce e che purtroppo tante volte nei cittadini conoscono, ma che è necessario mettere a disposizione di tutti. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. La Torre Carlo V di Porto Empedocle, location di una mostra collettiva di arte contemporanea. Ieri la cerimonia di inaugurazione, il servizio di Francesco, Milano. La Torre Carlo V di Porto Empedocle ospita il premio Andrea Camilleri, una mostra collettiva organizzata dal direttore artistico Francesco Anastasi. Come è organizzata la mostra? Questa mostra è organizzata raggruppando tanti artisti che vengono da varie parti d'Italia in onore di Andrea Camilleri, per cui con i loro colori, le loro forme, la loro comunicazione vogliono dimostrare questo valore aggiunto in questa manifestazione. Io voglio ringraziare innanzitutto le istituzioni che mi hanno permesso, e la famiglia Camilleri, che mi hanno permesso di fare questo grande evento che per me è molto, molto importante. Io come artista e come direttore artistica sono molto contento di tutto ciò che sta avvenendo, perché è istituzionale, sono eventi molto importanti che chiaramente danno lustro sia alla città di Porto Empedocle che chiaramente a Torre Carlo V. Qual è il tema dell'intera mostra, oltre ovviamente alla figura di Andrea Camilleri, e qual è il filo conduttore che lega appunto tutte le opere esposte? Ma il filo conduttore sono che ognuno esprime con il proprio colore, la propria forma, la propria sensazione dimostrabile nella sensibilità e dell'emozione delle proprie opere. Per cui gli artisti sono tutti del nord, vengono da Pisa, Roma, Milano, Torino, Bologna, Verona, però chiaramente oggi non possono essere presenti perché molta gente lavora, ma con le loro opere sono presenti anche loro, e facciamo una diretta Facebook affinché loro possano essere presenti nello stesso istante che noi facciamo la conferenza stampa. Fino a quando sarà possibile visitare la mostra, in che orari, sempre qui alla Torre Carlo V di Porto Empedocle ovviamente? La mostra sarà fino al 10 di giugno, poi chiaramente si prolungherà per qualche altra settimana, però chiaramente vedremo e analizzeremo insieme al Comune la possibilità di poter dare un avanzamento a questa proroga che possiamo noi chiedere tranquillamente, che già mi hanno detto che è possibile, si può fare tranquillamente. È una mostra molto importante, molto bella, invito a visitarla dal 27 al 10 giugno con vari artisti che espongono, diciamo, le loro opere da un po' tutta la Sicilia e anche dall'Italia. Io sono qui ospite oggi per esporre le mie poesie, in particolare una poesia dedicata ad Andrea Camilleri. Per me partecipare innanzitutto è un onore, sia per Francesco, che è un personaggio eclettico e che non si ferma mai e propone l'arte in maniera straordinaria e meravigliosa per gli artisti che partecipano. E poi perché mi piace e ho accettato l'invito del maestro, perché parlare di Andrea Camilleri per me significa parlare dell'arte siciliana, della vera arte che rende l'uomo, dona all'uomo una molteplicità che non è solo prettamente siciliana, ma globale, mondiale. Sicuramente per dare lustro alla terra dove vivo, perché io mi sono trasferita dopo tanti anni di permanenza in Lombardia, sono tornata alla mia terra e tengo tanto a che le figure più rappresentative della nostra terra abbiano lustro e vengano valorizzate. È un modo per richiamare l'attenzione su elementi positivi della nostra terra, che spesso viene invece ricordata per brutte cose. E niente, ho deciso di seguire Francesco Anastasi in questa avventura, ho portato 4 tele che mi rappresentano, e il
il mio modo di dipingere fa parte di una corrente pittorica che viene definita astratto informale. Sono onorata di partecipare qua a Porto Empedocle in questa struttura stupenda, è una location veramente storica sotto tutti i punti di vista, con delle opere sia pittoriche che delle sculture. In particolare le sculture, la prima volta che le espongo tutte e quattro, sono quattro busti e fanno parte di un progetto a cui tengo molto, che è il progetto CORE, Stop Violenza alla Donna. Infatti metto in evidenza con tecniche polimateriche, osservando dietro di me, cioè la CORE lacrimarmo, cioè dire è la violenza psicologica sulle donne, che ha questi colori proprio che vanno dal blu al nero. La violenza psicologica è una violenza subdola che può durare anni, no? Tutti noi conosciamo un po' l'argomento. La violenza fisica invece si esprime con altri colori, che sono i colori che vanno dal rosso al bordeaux, quando questo sangue, no? Che è proprio quello più violento, più diretto. Testimoniare sempre su questo argomento e tenerlo sempre vivo, lottare perché non ci siano più queste violenze sia fisiche che psicologiche sulle donne. Per quanto concerne invece dal punto di vista pittorico, ho portato alcune opere che mi rappresentano, perché contemporaneamente a questa mostra al Museo di Arte Moderna e Contemporanea a Terrasini, ovvero location del Palazzo Riso di Palermo, ci sono altre mie opere. Qua abbiamo due opere che poi magari vedremo successivamente, che vengono dalla Biennale di Venezia 2019, dove dunque sono state esposte e hanno fatto il loro percorso. Un'occasione quella del premio Andrea Camilleri, ospitato alla Torre Carlo V di Porto Empedocle, per promuovere il territorio empedoclino e per valorizzarne le bellezze, anche in vista dell'imminente stagione estiva. Sì, oggi Porto Empedocle, dopo il periodo di Covid, guarda al futuro e vuole ripartire dalla cultura. Secondo me è fondamentale ripartire proprio dalla cultura in maniera trasversale a tutti gli ambiti della società, in grado di ricucire gli strappi prodotti dalla pandemia. Io penso che oggi come oggi sia fondamentale spingere su questi eventi, non solo per i finanziamenti, ma anche investire sulle persone, quindi sugli artisti, sugli spazi che abbiamo, e cercare in tutti i modi di rilanciare il nostro territorio. Sostenere la cultura vuol dire far crescere il bagaglio culturale anche di chi magari non può permettersi di viaggiare, spostarsi, quindi anche la gente del nostro territorio, le categorie meno ambienti, di conoscere delle realtà diverse, anche più lontane. Qui stasera abbiamo artisti di tutta Italia che vengono ad esporre delle opere bellissime, quindi sicuramente riusciremo a coinvolgere le scolaresche e i nostri cittadini. Dalla tragedia della miniera di Cozzodisi alle vittime di oggi sui luoghi di lavoro, l'incontro ad Agrigento. Vediamo. Il tuo romanzo, Testimoni sepolti, racconta la più grande tragedia mineraria d'Italia, quella di Cozzodisi a Casteltermini. Come nasce l'idea di questa storia che racconta anche di 89 morti e tantissimi feriti? Nasce dalla esigenza, io lo definisco urgenza, di far conoscere questo avvenimento. Negli anni la memoria di questa terribile tragedia si è persa e col tempo in buona sostanza è stata disconosciuta. Di recente è stata istituita per esempio la giornata per i morti in miniera, ma della miniera di Cozzodisi con i suoi 89 morti in una sola tragedia non se ne parla. Avevo deciso di scrivere un saggio su questa cosa, però poi anche consigliandomi con i miei amici ho deciso di scrivere un romanzo, ho virato verso la fiction perché credo che sia più facile da veicolare. Cosa ci insegna questa tragedia? La tragedia ci insegna come prima cosa a mantenere la memoria dei fatti, perché la memoria serve ad imparare dai propri errori e in questo caso l'errore potrebbe essere ripetuto, se non in Sicilia dove le miniere sono state quasi tutte chiuse, potrebbe essere ripetuto in tutte le parti del mondo dove ci sono bambini che scavano per tirare fuori qualcosa che poi servirà alle nazioni ricche.
come nascono i personaggi, i testimoni sepolti? I personaggi, io ho scritto un romanzo storico, quindi ci sono personaggi realmente esistiti e personaggi di invenzione. Sicuramente il nucleo centrale per me è Vincenzino, che è questo ragazzo che si salva, che è un personaggio storicamente esistito, poi gli 89 morti, poi a poco allargando i personaggi viro sempre di più verso la fiction, perché dovevo rendere anche, come dire, appetibile la narrazione, quindi ho creato dei personaggi che servissero a illuminare in realtà l'aspetto storico-antropologico di quel periodo, però senza appesantirlo. Tu sei di Casteltermini, cosa vuol dire per te, cosa rappresenta per te raccontare questa storia della tua Casteltermini? Io devo dire che sono molto coinvolto nella storia, anche perché pur non avendo minatori in famiglia, nella famiglia di mia moglie ci sono minatori, e una delle vittime era il bisnonno di mia moglie, quindi sono molto coinvolto. E poi c'è una questione fondamentale che riguarda il mio legame col territorio, più col territorio il mio legame con la mia gente. Insomma, le sofferenze, tutto quello che i minatori hanno passato, secondo me, vanno ricordate, perché dal loro sacrificio poi è venuto il benessere successivo. Qual è la tua idea su quanto è avvenuto lì dentro, nella miniera di Cozzo Disi? Io lo scrivo a chiare lettere nel romanzo. Quella è stata una tragedia per alcune parti evitabile. La prima cosa è il testimone, ma poi ho cercato di coinvolgere i minatori più esperti che abbiamo a Casteltermini, che parlano di un unico ammasso a Cozzo Disi. Io sono convinto che non ci sia stato incendio e che le porte siano state chiuse un po' troppo prematuramente, e di conseguenza diciamo che colpevolmente o incolpevolmente la strage è avvenuta. Poi ho una notizia molto personale, perché questo bisnonno di mia moglie era uscito vivo dalla miniera, siccome sapeva che dentro c'erano il fratello e il nipote, è rientrato, e rientrando poi non è più uscito, anche perché c'erano le porte murate. Come nasce questo evento culturale alla Confartigianato di Agrigento? Si presenta il libro di Michele Rondelli, Testimoni sepolti. È un evento, uno dei primi eventi che l'ANAP, dove io sono il presidente provinciale, abbiamo organizzato. Questo in realtà dovrebbe essere un primo evento di tanti altri che pensiamo di fare soprattutto in autunno, per cercare di incontrare tutti gli associati di Confartigianato e facenti parte all'ANAP, e per avere dei momenti particolari di conoscere determinate situazioni che sono avvenute nel nostro territorio. Perché la scelta di iniziare proprio con Rondelli e con il suo romanzo dal titolo forte, una storia forte alle spalle, Testimoni sepolti? Devo essere molto sincero, io conosco il professor Rondelli dallo scorso anno in una presentazione di un altro libro che fece a Casteltermini. Per me questo libro è un libro molto importante per cercare di far conoscere soprattutto a tante persone, me compreso, che sapevamo di questo evento tragico avvenuto nella miniera Cozzo Disi, ma non conoscevamo che in realtà tutti questi morti ed era la prima tragedia importante avvenuta in Italia. Ritengo in questo momento importante parlare di questi infortuni sul lavoro, perché purtroppo giornalmente tutto questo avviene in tutta Italia anche nel 2022. Domani la terza edizione della passeggiata della salute organizzata dal Lions Club di Agrigento, location la Scala dei Turchi. I dettagli nel servizio. Ingegnere Furioso, allora diamo appuntamento a domani domenica alle 7:30 per questa passeggiata in uno splendido e incantevole scenario, quello della Scala dei Turchi. Assolutamente sì, le previsioni meteo ci aiutano, finalmente è arrivato il giorno quando tu hai preparato tutto e adesso te lo puoi godere, ti puoi proprio divertire, perché abbiamo pensato ai parcheggi, abbiamo pensato alla degustazione, abbiamo pensato agli artisti di primissimo livello, veramente fantastici,
abbiamo pensato al percorso, abbiamo pensato a dare le cuffie silent che sono innovative domenica mattina per vivere un momento emozionale isolati dal mondo, abbiamo pensato a delle guide che ce li faranno godere, abbiamo pensato veramente a tutto, abbiamo pensato di essere tanti, di godercela, abbiamo pensato di mettere in primis i valori dell'accoglienza, della beneficenza, di aiutare un popolo, in particolare alcune famiglie che sono qui ospiti in provincia di Agrigento che non hanno avuto i soldi che lo Stato italiano gli aveva promesso e oggi hanno bisogno del nostro aiuto. Veramente il Lions mette insieme le migliori associazioni del territorio. Lions Agrigento Host, Giuseppe Caramazza, anche quest'anno ha creduto in questo evento per il terzo anno che riusciamo a realizzarlo dopo il fermo della pandemia. Abbiamo veramente voglia di abbracciarci. E allora, volete sapere qual è la sfida più complicata per me domenica mattina? Riuscire a far alzare mio figlio dal letto. Questi studenti, lo dico come presidente di Generazioni Consapevoli che mi sono autosospeso, e dico che noi genitori dovremmo riuscire a coinvolgere anche i figli a vivere questo momento insieme alla famiglia, a godere delle bellezze del nostro territorio. Quindi, ripeto, domenica mattina, puntuale, 7:30, perché non aspettiamo nessuno. Dobbiamo essere veloci perché dobbiamo riuscire a fare lo spettacolo e a godercelo prima che il sole sia alto. Veniamo vestiti leggeri e passiamo tutti parola a tutti gli amici. Dobbiamo essere un fiume di gente perché le nostre immagini arriveranno in tutto il mondo. Grazie, ti aspetto, ciao! A Favara lunedì prossimo 30 maggio nei locali della scuola Gaetano Guarini alle ore 17:30 si svolgerà la cerimonia di consegna della 23esima edizione del premio di arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta sezione giovani promosso dal centro artistico culturale Renato Guttuso di Favara presieduto da Lina Urso Gucciardino che afferma: abbiamo voluto dedicare una serata esclusivamente alle scuole in quanto la loro partecipazione al nostro concorso è stata davvero eccezionale, una partecipazione che evidenzia il rinato amore dei giovani per la lingua e la cultura siciliana, grazie anche al lavoro svolto dalle scuole in questo settore. Ultimo appuntamento della stagione al Teatro Pirandello di Agrigento, stasera e domani Sergio Castellitto, protagonista di Zorro, Arturo Cantella. Presidente, ecco, brevemente siamo all'ultimo spettacolo con un nome eccellente, Castellitto. Ecco, so che farete una conferenza stampa apposta, ma vorrei una sua breve sintesi di come è andata la stagione, come avete esordito col nuovo CDA di cui lei è il presidente e ne rappresenta tutti. Sì, grazie. È stata una stagione sicuramente particolare, anzi a tratti surreale. Perché dico, dobbiamo ricordare che ci siamo insediati non più di 6 mesi fa, abbiamo approntato il cartellone nella prima decade di dicembre, dopodiché ci siamo ritrovati a fare conti con una situazione epidemiologica davvero molto pesante e che ci ha fatti passare dei momenti sicuramente non belli, perché ci chiedevamo se non fosse il caso di evitare di avviare la stagione. Ricordo che abbiamo iniziato il 26 gennaio con Michele Placido ed eravamo in zona arancione con numeri di contagi ad Agrigento città spaventosi, però ci rendevamo conto che era una situazione comunque transitoria e soprattutto percepivamo nitidamente che c'era non solo entusiasmo da parte del nostro pubblico, c'era proprio il bisogno di ritornare a vivere, di tornare in teatro, di respirare l'aria magica che si respira qui dentro, e quindi abbiamo deciso di andare avanti e alla fine abbiamo avuto ragione, perché è stata una stagione entusiasmante che è andata al di là delle nostre aspettative, e quindi un grazie di cuore al nostro pubblico che è tornato al Teatro Pirandello e ci dà un'enorme spinta ad andare avanti in questa direzione. Zorro è un nome, diciamo così, leggendario, lo conosciamo tutti, l'eroe che, come dire, aiuta i deboli contro i prepotenti, e in fondo è quello che fa anche quest'uomo, che ha visto sgretolarsi, sbriciolarsi la propria vita e finire sulla strada, però nello stesso tempo cerca una ragione a tutto questo. E lo fa però attraverso un codice che non è soltanto quello drammatico, cupo, uno potrebbe pensare si parla di homeless, per cui si parla di un personaggio che ti racconta soltanto il dolore. Sì, te lo racconta, ma te lo racconta con uno sberleffo, con una pernacchia, direi, no? E quindi lo spettacolo, quello che mi ha molto emozionato facendolo in giro per l'Italia, è vedere come
come il pubblico reagisse a questo racconto in maniera emozionante ma anche divertita. Poi, visto anche il momento storico che stiamo attraversando, chissà quanti Zorro ci saranno nei prossimi anni in Italia. Chissà quanti Zorro ci saranno nei prossimi anni in giro per l'Europa, in giro per il mondo e così via. Ma questa è la follia dell'uomo. La follia dell'uomo che non vede che sarebbe tutto molto più naturale, tutto molto più semplice, no? Trovare sempre un punto di contatto, un punto di comunicazione. Però questa è la natura dell'uomo, la natura dell'uomo non si può fare niente. Adesso c'è un filo conduttore che porta da un capolavoro del cinema italiano che non ti muove al Zorro? C'è sempre, perché nei personaggi e nei racconti che Margaret Mazzantini scrive c'è sempre questa dimensione di personaggi diseredati, di personaggi che hanno in qualche modo perso tutto, che hanno compiuto errori o forse anche crimini non diciamo così dal punto di vista politico, perché si possono compiere dei crimini anche in termini sentimentali, no? Per esempio non accettando la possibilità di un amore, in fondo è un crimine emotivo anche quello. Ecco, c'è un filo rosso che unisce tutti i personaggi che Margaret scrive, che secondo me è questo che dicevo, cioè che è questo di raccontare sempre personaggi che vivono sul ciglio di un baratro. Sergio Castellitto è una figura importantissima nel cinema italiano, insomma tantissimi personaggi, è un punto di riferimento. Ecco, parliamo della sua ultima produzione in merito. L'ultimo film che ho fatto come attore è una serie di 4 serate per Rai 1 sul generale Dalla Chiesa, che credo andrà in onda a settembre, perché a settembre c'è l'anniversario dell'attentato. Per cui, ma anche quella è stata un'esperienza emozionante. Poi insomma io avevo già frequentato personaggi legati a quelle vicende lì, perché avevo fatto qualche anno prima un film su Rocco Chinnici. E quindi insomma a volte la televisione ti offre la possibilità di raccontare personaggi che diventano paradigmatici della vita di ognuno di noi, no? Italia, Sicilia, Nord, Sud e così via. E ci si rende anche conto di come le persone una volta forse avevano una struttura etica, morale, forse diversa da quella che hanno magari spesso i politici dagli anni oggi, insomma. Con la nostra terra lei ha detto che ha un legame particolare. Molto, sono molto legato alla Sicilia da tanti anni, complice di tante esperienze che ho fatto qua, prima fra tutte sicuramente il film con Giuseppe Tornatore, L'uomo delle stelle e così via. Per cui io considero la Sicilia non il sud, lo considero il nord del Mediterraneo. Playoff di eccellenza, calcio, domani Akragas, Isernia, Carmelo Lentini. Dopo una settimana di intenso lavoro, ecco l'Akragas e il tecnico Nicolò Terranova pronto alla sfida con il Città di Isernia, semifinale di andata dei playoff nazionali. Per questo importante appuntamento si è mobilitata la tifoseria che sin dai primi giorni della settimana ha riempito il botteghino per acquistare il biglietto d'ingresso allo Stadio Seneto. Ma ci sono altre novità per aumentare il numero dei tifosi sugli spalti, per dare una degna cornice a questo appuntamento calcistico importante stagionale. La società biancazzurra, infatti, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Agrigento, rende noto che proprio domenica, in occasione della semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie D, Akragas Città di Isernia, le porte dello Stadio Seneto saranno aperte ai ragazzi delle scuole elementari e medie e delle scuole calcio. La partita è in programma a partire dalle 16:30. Gli istituti scolastici e le scuole calcio potranno aderire all'iniziativa voluta fortemente dal presidente Giuseppe Deni, dal sindaco di Agrigento Franco Micichè e dall'assessore allo sport Costantino Ciulla, consentendo ai propri iscritti di accedere gratuitamente al settore Curva Sud.
Sul fronte prettamente tecnico, la rosa dei calciatori si è allenata per tutta la settimana sul manto erboso dello Stadio Seneto per migliorare ulteriormente la tenuta fisica accumulata in questo extra torneo. Il tecnico Terranova può contare su una rosa abbastanza fornita, ben consapevole di dover affrontare il Città di Isernia con pazienza, intelligenza tattica ed una buona dose di concentrazione. Sicuramente per garantire il passaggio del turno ed approdare in finale playoff sarà necessario non solo vincere ma anche segnare qualche gol in più senza subirne alcuno. L'umore in seno al gruppo è abbastanza alto ed ora la parola passa al rettangolo di gioco. Infine arriva da San Benedetto del Tronto l'arbitro che avrà il compito di dirigere in semifinale di andata degli spareggi nazionali Acregas Città di Isernia. Si tratta della signora Alice Gagliardi, una vecchia conoscenza dei tifosi acregantini, avendo diretto nei mesi scorsi il match Acregas-Mazara proprio allo Stadio Seneto. Questa gara si concluse con la vittoria dei biancazzurri per 2-0 con reti di Lucas Corner e Gioffrida. Gli assistenti della Gagliardi saranno Mattia Roberto della sezione di Lamezia Termine e Lucio Salvatore Mascali della sezione di Catanzaro. Ed ora spazio alle interviste della vigilia. Mister Terranova, finalmente questa semifinale si gioca qui allo Stadio Seneto d'Agrigento contro una squadra che ha un curriculum abbastanza interessante. Come si affronta questa partita? Si affronta con la serenità che ci ha sempre contraddistinto in questo finale di campionato. Già nelle ultime gare abbiamo fornito sempre delle prestazioni sotto il punto di vista proprio della serenità importanti, quindi sono abbastanza fiducioso. La squadra, come ho chiesto a inizio settimana, ha disputato una settimana di allenamento con grande serenità, applicazione, concentrazione. Chiaramente sappiamo che l'importanza della gara è talmente tale da non poter avere disattenzioni particolari. Dobbiamo essere bravi a sfruttare quello che ci sarà concesso dagli avversari, sapendo che affrontiamo un avversario tosto, di valore, con giocatori importanti, esperta in tutti i reparti, con una serie di giovani interessanti. Se devo essere onesto, è il collettivo dell'Isernia che deve essere rispettato e non il singolo, anche se c'ha giocatori individualmente importanti, uno su tutti Panico, che è l'attaccante che quest'anno ha fatto tanti gol, ma potrei dirne altri, potrei dire Petrone, potrei dire Negro, Vallefuoco, Di Lullo, Soria, Babba, Mingione, De Giulio, Amoroso. Quindi è una squadra che va attenzionata in maniera particolare, come abbiamo sempre fatto nelle nostre gare importanti, e poi sono convinto che il risultato ci sorriderà. Il pubblico, quanto può essere importante il calore dei tifosi biancazzurri? Inciderà quanto un giocatore è importante, perché lo ritengo tale, e quindi sono convinto che dobbiamo essere bravi a ottimizzare la gara d'andata. Ora è chiaro che questa competizione va vista nell'ottica dei 180 minuti. Diciamo che dalle informazioni che il mio staff tecnico ha assunto, trattasi di una squadra importante, quadrata, sostanzialmente come l'Acregas. È chiaro che è una partita che si giocherà nei 180 minuti. Noi siamo attrezzati per poter fare bene, come ritengo anche l'Isernia, per cui vedremo quello che succede dopo i 180 minuti. Intanto pensiamo a questi primi 90, e certo ripresentarsi sul campo del Città di Isernia con una vittoria, magari con qualche gol in più, farebbe molto comodo all'Acregas. Ma la squadra, io stamattina sono qua con i ragazzi, mi sono informato, la squadra sta bene sia psicologicamente sia atleticamente, per cui domani l'Acregas ritengo che farà una partita importante, poi vedremo il risultato, quello che verrà fuori, però è un'Acregas attrezzata per vincere. Ecco, parliamo un attimino dei tifosi. Durante la settimana ci sono stati diversi appelli, ma anche delle iniziative abbastanza significative.
Questo mi fa piacere perché noto con molto piacere che la città sportiva risponde bene e per noi è motivo di orgoglio perché siamo riusciti a rimotivare una tifoseria che si era intiepidita, diciamo. Direttore Palmegiano, oggi un'altra finale, andate in archivio, dritti verso la Sicilia adesso. Sì, oggi è andata in archivio, abbiamo fatto una buona partita, non credo che sia mai stata in discussione e adesso sì, dritti verso la Sicilia, il sorteggio ci ha riservato l'Akragas, quindi penso il posto più lontano d'Italia che ci potesse capitare, però bene così, proseguiamo il percorso. Se questa Isernia fosse stata come l'abbiamo vista oggi dall'inizio del campionato, i giochi sarebbero stati diversi, però certo oggi è inutile fare questi discorsi, sicuramente mantenere questa energia. Assolutamente sì, noi siamo partiti male, non l'abbiamo negato, abbiamo fatto le prime 5 partite male, abbiamo perso quei punti che non ci hanno permesso di recuperare il Termoli quest'anno nel campionato. Abbiamo dovuto cambiare in corsa, ho dovuto cambiare in corsa tanta parte della squadra, quindi non è stata un'annata facile, è stato un anno complicato, diciamo che ci siamo riassettati bene, la squadra da quel momento non ha sbagliato più un colpo, abbiamo vinto la Coppa Italia, in campionato siamo arrivati secondi perché c'è stato abbiamo recuperato un solo punto a Termoli, quindi non siamo riusciti ad avvicinarci e adesso però continuare così, c'è un quadrangolare praticamente per andare in Serie D, semifinale e finale, speriamo, l'affrontiamo, la squadra è competitiva, è buona, siamo pronti, i ragazzi sono in condizione, andiamo con i migliori auspici, poi chiaramente il campo dirà se ci meritiamo il salto di categoria. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.